La biblioteca della BM Dino Buzzati ha concluso la stagione 2010-2011 con la presentazione nella sede dell'associazione venerdì 10 giugno del libro Epopea di emigranti di Egidio Dall'Agnol, che narra l'avventurosa migrazione nel lontano 1876 di un numeroso gruppo di abitanti di Fastro Garcier, nel Rio Grande do Sul, in Brasile, sotto la guida dell'intrepido sacerdote Don Domenico Munari. La straordinaria vicenda è stata presentata anche con il supporto di eloquenti immagini da Dino Britta, che ha coinvolto il pubblico con una appassionante relazione su questa singolare vicenda di emigrazione, dal doloroso distacco dalla propria terra per sfuggire alla miseria e alla fame, all'avventuroso viaggio nell'oceano, ai soprusi e alle sofferenze incontrate in quella che era stata presentata come la terra promessa, alla misteriosa morte di Don Munari. Flavio Dall'Agnol, che ha collaborato alla stesura del testo, si è quindi soffermato sul seguito della storia che, tornata alla luce molti decenni dopo, ha contribuito a rafforzare il sentimento di appartenenza dei discendenti degli arcedesi del Brasile alla terra di origine e a ristabilirne i rapporti. Hanno portato il loro saluto ai presenti e il loro pensiero la presidente della biblioteca Esther Riposi, il sindaco di Arcier Ivano Fauro, il segretario della famiglia ex emigranti di Arcier Elvio Campardo ed il presidente della BM Gioacchino Bratti.